qui, mi fanno molto piacere questi incontri ripetuti. È la mostra più lunga del secolo, questa è una mostra che non vuole finire mai, e infatti uno dei problemi della mostra è che il pubblico non la percepisce come tale, e il pubblico infatti ha capito, noi no, che noi non la desferemo probabilmente mai, no? Termina l'8 luglio, si è arricchita di un fatto molto importante che poi probabilmente vedremo insieme nei prossimi giorni. Se n'è andato via il bel tavolo con le paste vitre del castello di Codopiste, che ci piaceva tanto. Non piaceva tanto ad Álvaro González, lo trovava un po' troppo cheap, un po' vistoso, ma a noi invece piaceva molto, e in cambio sono arrivati dall'Austria due bellissimi dipinti di Francesco Hayez e di Lattanzio Querena, che sono inediti, che erano noti alle fonti ma che non erano mai stati ritrovati. Due dipinti che vengono da una collezione privata, che quindi avrebbero avuto bisogno di un piccolo trattamento di manutenzione, ma che è molto importante avere qui, dove sono stati esposti nel 1817 prima di essere accompagnati da Leopoldo Cicognara a Vienna. Allora, devo anche dire che i curatori di questa mostra, sia Fernando Mazzocca sia Roberto De Feo, sono tenuti continuamente sotto pressione. In genere quando uno collabora a una mostra scrive, fa e poi lascia, tutt'al più viene qualche volta ad accompagnare qualche amico. Invece noi con questi appuntamenti ripetuti li teniamo impegnatissimi, perché naturalmente godiamo molto della loro vicinanza e della loro collaborazione, ma godiamo anche molto della presenza degli autori, almeno una delle quali è una Catra, ha dato veramente alla mostra un bellissimo contributo, il suo ambito di studi, anche più vasti ne avrebbe potuti dare, tanta è i suoi interessi in questo argomento. L'abbiamo limitata a un bell'intervento sulla chiesa dei Santi Giovanni a Paolo e la riunione di tutti i più importanti monumenti funebri all'interno della chiesa, e anche nella stesura dei ricchissimi apparati didascalici, che sono un contributo prezioso alla mostra perché aiutano molto il visitatore. Quindi io do il benvenuto anche a Giuseppe Barbieri, con cui ci unisce un'antica amicizia sui banchi del Museo Palladio, che non si chiamava ancora Museo Palladio, tantissimi anni fa, e che quindi mi fa piacere ritrovare anche in questa occasione, con il quale abbiamo avuto anche collaborazioni recenti, diciamo nel suo film internazionali, diciamo. Tutti sappiamo che per lui internazionale vuol dire soprattutto russo, mi pare di capire. Bene, allora do la parola ai relatori e mi rallegro con i curatori. Ho letto una piccola parte del libro che mi sarà preziosa la settimana l'altra per l'intervento che dovrò fare ai frari per festeggiare i 500 anni dell'Assunta, e devo dire che il contributo di Isabella Cecchini nel volume è anche da questo punto di vista particolarmente prezioso. Saluto anche Padre Lino, che vedo è lì, che naturalmente sarebbe il vero titolare di quell'intervento, perché sa tutte le cose che noi sappiamo messe insieme, però lo ringrazio ancora dell'invito, e Padre Lino, il parroco dei Frari, che voi conoscete naturalmente meglio di me. Allora, Canova, Tiziano alla Basilica dei Frari a Venezia nell'Ottocento, a cura di Elena Catra, Isabella Colavizza e Vittorio Paiusco. Se voi leggete il colophon di questo libro, è un colophon molto parlante, fornisce una ricca serie di informazioni. È un'edizione promossa da 1800, è una rivista che è sorta all'interno del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell'Università Ca' Foscari di Venezia, grazie a una generosa intuizione della collega Martina Franca, e questo spiega la mia presenza. Quest'oggi io dirigo il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell'Università Ca' Foscari di Venezia, e quindi sono stato richiesto dalla collega Franca, che oggi non poteva essere presente, di
portare gli istituzionali saluti. Ecco. 1800, si legge sempre nel colophon, è una rivista che, cito, nasce dalla volontà di creare un luogo di dibattito internazionale capace di rispondere al rinnovato interesse per la cultura artistica dell'Ottocento. A partire dai più recenti contributi su Venezia, la rivista si propone di ampliare il campo degli studi, considerando in una prospettiva interdisciplinare gli intrecci, le relazioni, i rapporti tra le forme d'arte nel quadro macroscopico dell'Ottocento europeo. Apprendiamo sempre dal colophon che il volume è l'esito di un progetto che era stato affacciato nella notte della ricerca del 2012, un progetto che si intitolava Venice Remembered, i frari nell'Ottocento, ideato da Miriam Pilutti-Namer, Elena Cadre, Isabella Colavizza e Letizia Tasso, quasi tutte a diverso titolo presenti all'interno del volume. Insomma, come capite, una trafila esemplare, un progetto presentato in una notte della ricerca, raccolto in un convegno, poi diventato un volume grazie ad una rivista di un dipartimento competente, e quindi sono particolarmente lieto di portare il mio saluto. Credo che un'esperienza come questa sia un'esperienza meritoria che va per quanto possibile riproposta, realizzata nuovamente. Però non ho letto solo il colophon, nel senso che l'argomento mi interessa perché è un argomento su cui ho fatto delle ricerche, ho scritto delle cose, ho seguito delle tesi. Colgo l'occasione per ricordarne una molto ben fatta, antica, remota tesi, che purtroppo non compare nella pur ricca bibliografia del volume, ma se casomai viene ristampato sarà utile inserirlo, che è una tesi su Pietro Cernazzari fatta da Renata Ravanello all'Università di Udine. Stiamo parlando dei favolosi anni '80, credo, del secolo scorso, che ha avuto il merito di definire molto meglio la vicenda di questo giovane avvocato udinese che a tempo libero andava in archivio di Stato, trovava un mucchio di carte tizianesche e poi le passava a Cadorin, che poi ha scritto il libro, ma la fonte è Pietro Cernazzari, tra l'altro grande collezionista. La sede dell'allora facoltà di lettere dell'Università di Udine a Palazzo Antonini era un palazzo acquistato da Cernazzari e dove Cernazzari aveva messo tutte le varie sue collezioni che poi sono andate disperse dopo la Prima Guerra Mondiale, però un personaggio veramente notevole che poi è andato un pochino trascurandosi negli interessi della critica. Credo che vada un attimo ripreso. La bibliografia, lo dico perché è colpa di Paiusco, altrimenti non lo sottolineerei, ha anche un'altra inesattezza, almeno una che ho rintracciato io perché mi riguarda direttamente, nel senso che in uno dei saggi è citato, quello di Isabella Colavizza, è citato un mio intervento, persistenza e variazioni del mito tizianesco nei primi decenni del XIX secolo. In nota non c'è l'indicazione del saggio, perché viene rimandato alla bibliografia finale, ma nella bibliografia finale non compare. Allora, attenzione, quando si parla di apparati bisogna stare attenti, lo dico con affetto perché metà di loro sono venuti fuori dal nostro dottorato di ricerca e quindi è utile ribadire alcune cose che hanno già sentito. Però naturalmente una delle imprese maggiori per cui trovarmi qui accanto a Fernando Mazzocca quasi 30 anni dopo, neanche più, ma peggio, quasi 30, perché 30 anni, l'anno prossimo saranno 30 anni dalla mostra sul Veneto e l'Austria, e anche dalla caduta del muro di Berlino, questo per parlarvi di un'epoca remota oramai, va bene, che è stata un'impresa molto affascinante,
molto impegnativa. Io ricordo l'inizio di quel progetto di mostra con una telefonata alle 7 meno un quarto di mattina a casa mia di Beppi Mazzariolo, che mi dice: devo chiederti un grande sacrificio. Ho detto: vabbè, che cosa? Non devi fare figli per i prossimi 2 anni. Non è successo, è stato esaudito in questo, ma dico: spiegami il perché. Perché tu devi collaborare con me per un impegno difficilissimo. Poi in realtà non è che io abbia fatto queste grandi cose, però all'interno di quella bella mostra ci siamo occupati anche di funerali, di vivacità, di temi che vi affiorano in questo volume. Concludo rapidamente, perché non voglio sostituirmi al presentatore dell'opera, che è molto più competente di me. Volevo semplicemente, per aprire il discorso, proporre un'ipotesi aggiuntiva per l'introduzione di David Leben, che lamenta le confusioni sul XIX secolo, sull'Ottocento veneziano. In realtà le confusioni ci sono in quasi tutte le epoche, non soltanto nell'Ottocento. Ma secondo me, e questa è una cosa anche nello spirito della rivista che promuove questa edizione, l'Ottocento è fra tutti i vari secoli dell'età moderna uno dei più rognosi, perché è un'età di cerniera tra la fine del codice simbolico e la riscoperta dell'importanza dei simboli. Se voi leggerete questo libro scoprirete che c'è molta semantica dell'opera d'arte, nel senso che si parla di interventi che hanno tutti un significato che viene discusso, ribattuto, condiviso, però non ci crediamo più al vero significato di quelle cose, e questo rende l'Ottocento un secolo difficile da interpretare, perché da un certo punto di vista noi lo guardiamo con gli occhi del poi e allora sono vicende, e invece noi dovremmo metterci negli occhi di coloro che sono stati forse le ultime generazioni che credevano a un valore simbolico dell'opera d'arte, che poi l'opera d'arte ha perso, ha ritrovato, l'ha ritrovata la storiografia, ma insomma sono stati dei decenni di notevole confusione. E poi volevo aggiungere una cosa, che sono andato a rileggermi le mie carte del secolo scorso, e in particolare l'articolo scomparso nella bibliografia di Paiusco, dove, quando parlavo del monumento di Tiziano ai Frari, scrivevo queste cose, faccio un'autocitazione, scusate: la scelta di presentare l'artista attraverso l'essenziale parabola delle sue stesse opere, che era stata, vale la pena sottolinearlo, anche l'impostazione del monumento funebre Iappelliano per Palladio a Vicenza, poi non realizzato all'inizio degli anni 30. Quei monumenti sembrano delineare, insomma, una sorta di essenziale passaggio dai valori perenni della classicità alle ragioni progressive della storia, alla musealizzazione dell'attività artistica. E io credo che sia ancora uno spunto buono, un po' per capire il monumento di Tiziano ai Frari, ma un po' anche per capire questa età di passaggio, no? da quando l'opera d'arte aveva una dignità che poi ha smarrito, e l'epoca successiva. E poi, ma poi chiudo qui, mi sono molto divertito a leggere tutte le varie peregrinazioni dell'Assunta, avanti e indietro, Accademia, non Accademia, Pisa, Venezia di nuovo. Io qualche anno fa ho fatto un trasporto complicato del mappamondo di Fra Mauro dalla biblioteca Marciana fino a Ca' Foscari, che è costato uno sproposito di soldi, che ha impegnato 3 giorni di fatica disperatissima, e poi la cassa è passata per 1 centimetro da una porta che altrimenti non si sarebbe potuta spostare in alcun modo, per 1 centimetro. Ed era il mappamondo di Fra Mauro. Pensate l'assurda che cosa deve essere stato incartarla, incassarla, trasportarla, riportarla.
Questo libro è molto piacevole anche per le storie che racconta, però pone anche tanti problemi critici e io ne ho indicato soltanto alcuni. Grazie. La Chiesa dei Frari è sicuramente uno dei luoghi più emblematici di Venezia e la storia narrata in questo libro che la riguarda è relativa a un momento in cui le chiese stanno diventando qualcosa di diverso e in qualche misura le chiese veneziane cominciano a essere travolte anche dal turismo che ne fa dei luoghi molto diversi da quelli luoghi di culto che erano stati prima. E questo si avverte soprattutto per quanto riguarda la Chiesa dei Frari, perché è anche la Chiesa che subisce insieme a San Giovanni e Paolo una trasformazione più radicale rispetto a quello che conteneva e anche la sua immagine proprio nell'Ottocento. San Giovanni e Paolo, come è stato illustrato in uno studio di Elena Catra contenuto nel catalogo della nostra mostra, è diventato un pantheon pantheon delle glorie veneziane, perché a San Giovanni e Paolo vennero collocati, quindi cambiando un po' l'assetto della chiesa, alcuni importanti monumenti funerari, soprattutto rinascimentali, che avevano perso la loro collocazione in quanto provenivano da chiese andate soppresse o distrutte. Invece è un pantheon di monumenti di condottieri di dogi, quindi un pantheon politico-civile. Invece i Frari diventa un pantheon dedicato invece non alla gloria militare, al potere, ma alla gloria dell'arte, perché la cosa più vistosa che avviene appunto a San Giovanni Paolo nell'Ottocento, e quella che un po' è al centro di questo libro, si vede sin dal titolo, è l'erezione in San Giovanni Paolo di due grandiosi monumenti che per la loro mole quasi ingombrano la chiesa, l'alterano nel suo spazio così misurato, che in qualche modo però ormai sono diventati una presenza consueta e quindi non avvertiamo più anche questo divario di scala tra le chiese, questi monumenti forse troppo grandi per la chiesa stessa. Si tratta non tanto di due monumenti funerari, ma di due monumenti celebrativi, uno dedicato alla gloria di Canova, l'altro dedicato alla gloria di Tiziano, anche se poi quello dedicato alla gloria di Canova in realtà un po' funerario lo è, perché contiene una parte del corpo del grande artista, cioè il cuore, e la scelta quindi di un monumento così importante in cui racchiudere il cuore è qualcosa di molto romantico, però qualcosa anche di molto antico, perché in qualche modo il corpo di Canova viene dissezionato come quello di un santo, di un sovrano. Quindi il cuore di Canova, ancora racchiuso nel monumento dei Frari, è una sorta di reliquia, però una reliquia laica. E di fronte al monumento di Canova abbiamo l'altrettanto imponente monumento a Tiziano. Perché a Tiziano? Perché Tiziano i Frari è la chiesa più tizianesca di Venezia, in quanto custodisce due capolavori incommensurabili come appunto l'Assunta e la Sacra Conversazione con la famiglia Pesaro, la cosiddetta Pala Pesaro. E poi perché ai Frari si era convinti che fosse stato seppellite, anche se poi la cosa non è stata mai provata, le spoglie di Tiziano, morto durante la peste di Venezia del 1576.
Sapete che poi c'era una grossa polemica relativa proprio a questa morte. Probabilmente Tiziano non era morto di peste, perché se fosse morto di peste non avrebbe avuto dei funerali solenni come in effetti ebbe, perché allora era in tempo di peste e quindi la cosa era proibita. Durante l'Ottocento ai frari, prima di erigere il monumento a Tiziano, viene fatto un tentativo, quei tentativi che ora vanno tanto di moda per Scaravaggio, per trovare le spoglie di Tiziano, e non è stato ritrovato niente, per cui si è appunto pensato che il suo corpo sia stato collocato altrove, addirittura forse anche fosse tornato nel paese natale a Pieve di Cadore. La pittura di storia, pensiamo a un bellissimo quadro che ho esposto alla Galleria Tamerano di Torino, che proprio di Enrico Gamba, che rappresenta i funerali di Tiziano sul Canale Grande, cioè questa vicenda quindi della morte di Tiziano e del tributo di Venezia a Tiziano era entrato un po' nell'immaginario romantico, e quindi anche il fatto di creare questa tomba ai frari, questa tomba celebrativa, è un fatto molto romantico, così come era avvenuto prima per Canova, e tutto un po' corrisponde in qualche modo però anche al culto dei sepolcri, quel culto dei sepolcri il cui grande ufficiante era stato Foscolo. Non bisogna dimenticare che i sepolcri di Foscolo sono uno dei libri più letti dell'Ottocento, uno dei libri più amati e continuamente ristampati, e quindi c'è proprio questa passione per i sepolcri. E a Venezia, ai frari, con queste due iniziative del monumento a Canova e del monumento a Tiziano, vengono realizzati forse i sepolcri più interessanti, più innovativi, più particolari, più esemplari di tutto il secolo, questo secolo così votato quindi al culto dei defunti, al culto della memoria dei grandi uomini. L'Ottocento, poi il secolo anche della nascita dei grandi cimiteri monumentali, pensiamo al Valdignano di Brescia, pensiamo poi al Monumentale di Milano e a tanti altri luoghi del genere in altre città italiane. In questo caso è questa chiesa che in qualche modo viene così un po' laicizzata, che diventa il luogo di questa celebrazione. Ed è una cosa singolare se noi attraverso appunto i contributi di questo libro ripercorriamo la fortuna dei frari nell'Ottocento, sia attraverso le guide, sia attraverso le campagne fotografiche che dopo l'introduzione della fotografia a metà del secolo hanno interessato tutti i monumenti di Venezia. Ebbene, da queste guide, da questi cataloghi fotografici, risulta che i due monumenti a Tiziano e a Canova sono le opere più ammirate, più riprodotte, più considerate della Chiesa, cosa che naturalmente oggi non avviene, perché tutti i nostri sguardi sono concentrati appunto ad ammirare l'Assunta, questa opera, questo quadro miracoloso. Avevano ragione Canova e Cicognara a considerarlo il più bel quadro del mondo, che veramente ci cattura con la sua luce, col suo colore, quando entriamo nella chiesa. Io penso che
raramente in una chiesa ci sia un'opera meglio collocata e che più attira la nostra attenzione appena entriamo in quel luogo. E quindi proprio per questo fatto può sembrare quindi paradossale che durante l'Ottocento, quasi tutto il secolo, dal 1816, e la cosa è durata fino al 1917, questa chiesa sia stata privata di questa sua gemma, di questo suo incommensurabile quindi capolavoro. E quindi questo libro narra due storie, entrambe, ha ragione Giuseppe Barbieri, molto avvincenti. Dall'altra la creazione di due monumenti così straordinari, così coinvolgenti, così appassionanti, e dall'altra narra quindi la storia di questo quadro fuori dalla Chiesa e il suo ritorno nella Chiesa, che all'indomani della Prima Guerra Mondiale ha avuto un significato molto importante. Noi sappiamo a chi si deve, chi è stato il responsabile di aver depauperato i frari dell'Assunta. È un uomo di molti meriti, a cui abbiamo, che ricorre quest'anno il 150enario della sua qualcosa, che un uomo di molti meriti che ha creato questo museo, cioè il Leopoldo Cicognara. È stato Cicognara quindi a prendere allora questa decisione che francamente oggi potrebbe apparire anche come un atto di, in qualche modo, di un capriccio, un atto anche di antistorico, di arroganza, soprattutto se pensiamo che Cicognara frequentava persone come Canova e soprattutto come Catrabella e Gensì, che erano convinte che le opere d'arte dovevano rimanere nel luogo per cui erano state create. E l'Assunta veramente, se oggi andiamo ai frari, sembra proprio creata per quell'altar maggiore, per quell'abside, per quell'atmosfera. Veramente è un'opera che lì sta alla perfezione. Quindi come mai Cicognara ha avuto questa idea? Che allora naturalmente è stata molto contestata, ci furono molte polemiche. Cicognara l'ha motivata con delle ragioni di visibilità dell'opera e di conservazione. Asseriva che l'opera allora non si vedeva bene, era in condizioni di luce che non la favorivano e che soprattutto, visto che era davanti all'altare attorno al quale venivano tutte le cerimonie, era a rischio per il fumo delle candele, pericolo di incendio, quindi c'erano molti, tutta la parte inferiore era addirittura quindi rovinata proprio da questo fumo delle candele, e quindi era urgente portarla in questo museo che lui stava creando. Naturalmente poi per sostenere le sue ragioni portò anche delle testimonianze e la solita più illustre era quella del Vasari. Cioè, Vasari diceva che l'Assunta ai frari si vedeva male, e questo noi non riusciamo a capirlo, perché in effetti ora l'Assunta ai frari si vede benissimo, è un'opera veramente che ha condizioni di illuminazione oggi veramente eccezionali. E quindi Cicognara, che era un uomo tenace, riuscì a vincere questa battaglia e quindi ha creato questo museo nel nome di Tiziano, costruendolo quindi da una parte attorno all'opera che era già qui
nell'ex convento della Carità, la presentazione della Vergine al Tempio, e dall'altra attorno all'Assunta, che allora, come voi sapete, era collocata nella sala centrale, la prima che incontriamo dopo essere stata nel museo, che oggi è dedicata ai pittori veneziani, primitivi veneziani. E l'Assunta stava quindi nella parete di fondo di questa sala, e se vedete allora le testimonianze visive di questa collocazione, il povero quadro toccava terra, era un po' costretto. In effetti ci furono anche dei progetti per creare una sala apposita dedicata all'Assunta, più alta, in cui l'opera stesse quindi in condizioni migliori, però cosa che non venne mai realizzata, e che per più di un secolo l'Assunta è stata un po' lì, un po' quasi come in castigo, e alla sua destra c'era la Pietà, che voi sapete è un'altra delle gemme di questo museo, che è l'ultima opera di Tiziano, finita da Palma il Giovane, e che Tiziano aveva destinato ai frari per essere collocata proprio nel luogo, l'altare del crocifisso, in cui lui desiderava essere sepolto, e qui si pensava che fosse stato sepolto, ma quando appunto si cercarono le sue ossa non c'erano. Naturalmente Cicognara, portando l'Assunta in accademia, fa fare al museo un grande salto di qualità. Difatti scrive subito a Canova che ormai quella sala con l'Assunta, appunto il quadro più bello del mondo, dice è la sala più bella di qualsiasi altro museo, quindi al mondo. E forse appunto lo era anche. Sta di fatto che grazie a questa collocazione l'Assunta ha avuto una storia vincente, diventando l'opera più famosa in assoluto di Tiziano, anche perché in accademia era più facile vederla e soprattutto era più facile studiarla e copiarla. Tant'è che nacque addirittura un particolare genere di pittura, quella dei pittori che erano chiamati assuntisti, che appunto copiavano l'Assunta in varie dimensioni per i turisti, però ci furono anche copie eccellenti, come quella alla grandezza naturale del quadro, realizzata da Natale Schiavoni per lo zar di Russia. Poi ci fu una copia realizzata da un pittore, Francesco Sabatelli, per il Granduca di Firenze, ed un'altra per il Re d'Inghilterra. Quindi un quadro che veramente, grazie a questa collocazione, è diventato una delle grandi icone, una delle grandi opere di riferimento, di culto dell'Ottocento, facendo salire alle stelle quindi la quotazione del suo autore, quel Tiziano che naturalmente per i romantici è la fonte di ispirazione per eccellenza. Pensiamo che le vicende appunto della pittura moderna passano attraverso il suono di Tiziano, attraverso quindi Géricault, che ha copiato i capolavori di Tiziano quando questi capolavori erano al Louvre, quando al Louvre stettero per un certo periodo di tempo opere molto importanti proprio portate da Venezia al Grande Museo, ed in particolare il martirio l'uccisione di San Pietro Martire, che stava nella chiesa di San Giovanni e Paolo, dove andò distrutto
in un incendio dopo la metà dell'Ottocento. Era una delle grandi opere di Tiziano più amate allora. Quindi senza Tiziano non avrebbe avuto l'Olimpia e quindi l'inizio di quello che poi è noto come l'arte moderna per eccellenza, l'impressionismo. Quindi i frari, privati di questo capolavoro, privati della presenza di Tiziano, diventano una chiesa in cui paradossalmente si misurano le capacità, la forza della scultura quindi contemporanea, perché la realizzazione di due grandi monumenti a Tiziano, prima a Canova e poi a Tiziano, è stata una cosa molto impegnativa. Che i frari potessero essere destinati a diventare il luogo di celebrazione di Tiziano era un po' nell'ordine delle cose, poteva considerarsi qualcosa di scontato. Ed infatti questa esigenza era stata avanzata sin dagli ultimi anni della Repubblica. Siamo nel 1790, Venezia ormai si avvia verso la fine, quella fine che poi sarà decretata nel 1737 dall'ingresso di Napoleone, e in questo momento di profonda crisi si avverte quindi la necessità in qualche modo di proiettare la propria grandezza nel passato, ricordando chi l'aveva resa grande, e tra i pittori certamente questo è stato Tiziano. Quindi nel 1690 un veneziano che, proteggendo Canova, aveva cercato quindi di dare nuova linfa all'arte contemporanea, l'ambasciatore Girolamo Zulian pensò di erigere ai frari un monumento a Tiziano affidando l'impresa a Canova. Canova che aveva appena realizzato due monumenti funerari che avevano quindi cambiato i connotati di quest'arte, anche il concetto stesso della tomba, cioè il monumento funerario a Clemente XIV, ai Santi Apostoli, il monumento funerario a Clemente XIII, il suo predecessore, in San Pietro. Quindi Canova, che poco più di trentenne, che però era già diventato il maggiore scultore della sua epoca, ha questo importante incarico. Sappiamo che Canova tra il 1790 e il 1795 si è applicato molto nel progettare questo monumento, cambiando spesso l'idea di come realizzarlo. Un'iniziativa di carattere pubblico, in quanto Girolamo Zulian aveva aperto una sottoscrizione per trovare la somma necessaria. Naturalmente erano imprese molto costose per realizzare questo monumento. Quindi questa sottoscrizione, pensiamo appunto ai progetti di Canova che vanno dal 1790 al 94, è durata per parecchio tempo, non è andata a buon fine e quindi il progetto venne abbandonato dopo la morte del suo promotore di Zulian. E quindi è significativo che quando nel 1822 Canova muore a Venezia, così come una sorta di contrappasso, viene deciso che il luogo più adatto per conservare la memoria di Canova
attraverso questo cuore e per celebrare la sua gloria come il maggior artista di tutti i tempi, quando Canova è morto ormai è sicuramente considerato il maggior artista dei suoi tempi, venga scelto un luogo come Frari per questo monumento funerario a Canova. Ed è significativo che per realizzare il monumento funerario di Canova venga scelto il modello che Canova, il progetto che Canova aveva elaborato per Tiziano. Il progetto veniva preso pari pari solamente con le stesse figure allegoriche delle arti che procedono verso appunto l'apertura della piramide, che appunto significa l'aldilà. Quindi il progetto è pari pari quello che Canova aveva realizzato per il monumento di Tiziano. Quindi Canova viene curiosamente celebrato in quelle modalità con cui lui aveva pensato di celebrare Tiziano, e questo si deve sicuramente alla scelta da parte di Cicognara. Naturalmente tutti allora erano convinti che per realizzare un monumento a Canova ci voleva Canova stesso, però appunto ormai Canova stesso non poteva quindi creare il proprio sepolcro, e quindi almeno venne utilizzato il suo progetto e vennero utilizzati una serie di scultori che erano stati più vicini a Canova. Ed c'è un fatto anche molto significativo. Cicognara, nel momento in cui decide nel 22 di realizzare ai Frari il monumento a Canova, probabilmente sceglie questa chiesa in quanto considerava Canova all'altezza di Tiziano. E addirittura quando l'Assunta era appena arrivata in Accademia, sapete che quando l'Assunta è appena arrivata in Accademia era stata collocata in quella sala, arrivò anche in Accademia un'opera di Canova che ora voi vedete in questa mostra, cioè la Polimnia, quell'opera che doveva costituire il pezzo più importante dell'omaggio delle province venete all'imperatore d'Austria per le sue quarte nozze. Prima che vengano realizzate altre opere, viene realizzata la Polimnia, e quindi tanto che era pronta venne esposta sola in quella sala davanti all'Assunta. Cicognara fu molto compiaciuto di questo confronto tra Canova e Tiziano, di questa gara tra la pittura e la scultura, e scrivendone a Canova, non so se per piaceria, non so se fosse proprio convinto, disse che in fondo però la gara allora era vinta dalla Polimnia, cioè dalla scultura, e questo a noi sembra francamente un po' grossa. Però questo spiega come poi anche scelga appunto la chiesa di Tiziano per collocarci il monumento a Canova. In qualche modo poi collocare questo creatoso monumento a Canova ai Frari avrebbe procurato alla Chiesa tutta una visibilità, tutta l'importanza che in effetti la Chiesa ebbe per tutto l'Ottocento proprio grazie al fatto che ci fosse questo monumento che è continuamente visitato e riprodotto, perché Canova ancora per tutto l'Ottocento gode di una fama immensa e di un immenso affetto da parte di tutti, soprattutto nel Veneto. Ricordo sempre un fatto abbastanza singolare: quando ormai Cicognara è ormai molto vecchio, viene visitato da un ospite illustre come Chateaubriand. Chateaubriand parla con Canova del monumento parla con Cicognara del monumento di Canova ai Frari,
che l'aveva molto impressionato anche per il fatto che ci fosse racchiuso il cuore. Non è molto d'accordo sul fatto che Cicognara avesse portato l'Assunta ai frari in accademia, e soprattutto alla fine ricordo un fatto che passando nel Lombardo-Veneto l'aveva molto impressionato, che dice che spesso in ogni tugurio o in ogni albergo noi troviamo un busto di Canova o un'incisione, un qualcosa, un ritratto di Canova. Quindi Canova, questo artista che poi nell'Ottocento romantico sarà un po' disprezzato dalla critica, comunque ha goduto sempre di una grande fama popolare, e questa popolarità è un po' anche legata a questo monumento così sfarzoso, che forse non felice come le opere vere di Canova. Certo, il monumento di Canova ai Frari non è della qualità della tomba di Maria Cristina a Vienna, che ha la stessa struttura, però è un'opera che comunque è entrata nell'immaginario collettivo, è un'opera che è stata quindi molto amata, che ha molto contribuito a mantenere viva questo amore popolare anche, tra virgolette, per Canova. Cicognara riesce anche questo è un fatto molto indicativo, anche il monumento di Canova ai Frari viene realizzato grazie a una sottoscrizione pubblica in tutta Europa, c'è una enorme partecipazione e in pochissimo tempo non solo vede raggiunta la somma richiesta, ma viene raggiunta una somma notevolmente più alta, e con il surplus viene realizzata una medaglia che ricorda il monumento, che viene donata a tutti quelli che avevano sottoscritto, chi da quello che aveva sottoscritto un'associazione a personaggi più importanti che avevano sottoscritto, come i grandi sovrani europei, diverse quindi azioni. E Cicognara era convinto che attraverso lo stesso sistema allora sarebbe stato in grado di realizzare contemporaneamente al monumento a Canova anche un monumento a Tiziano, proprio di fronte al monumento a Canova. E in che modo? Cioè ispirandosi a un altro progetto canoviano che era rimasto irrealizzato, cioè un monumento che a un certo punto Canova avrebbe dovuto realizzare, dedicare a un personaggio, a un politico che in fondo è l'ultimo difensore dell'indipendenza di Venezia, Francesco Pesaro. E pensate che poi appunto la famiglia Pesaro, attraverso il monumento Pesaro e la Palabra di Tiziano, è una famiglia che era molto legata a quella chiesa. Però quanto fu facile realizzare il monumento a Canova e raccogliere somme necessarie, fu impossibile allora realizzare un monumento a Tiziano. Quindi nel 1827 venne inaugurato solennemente il monumento a Canova, e il libro ricorda le vicende di questa inaugurazione, però non venne realizzato il monumento a Tiziano. Quindi si tratta di due opere, il monumento a Tiziano sarà realizzato molto più tardi, che nascono in circostanze diverse e che hanno anche, che sono veramente quindi differenti anche nella loro concezione. Il monumento a Canova è un monumento quindi democratico, che nasce quindi da questo concorso da parte di coloro che lo avevano in qualche modo così amato, nasce dall'affetto di Cicognara e degli amici di Canova per Canova, nasce anche poi dal contributo di gente anche più modesta che compra la sua azione. Invece il monumento tanto agognato e
tanto giusto di Tiziano ai Frari nasce invece da una decisione politica di un imperatore, il più debole tra gli imperatori d'Austria del Risorgimento, della Restaurazione, Ferdinando I. Ferdinando I nel 1838 scende a Milano per farsi incoronare con una cerimonia un po' così anacronistica, re d'Italia con la corona ferrea all'uomo, così come era stato coronato molto tempo prima Napoleone. Nel ritorno a Vienna, sosta a Venezia, va in casa Treves a omaggiare Canova, ammirando i due colossi dell'Etna e della Iace, e voi trovate in mostra il quadro di Borsato che ricorda questo evento, e poi va ai Frari a rendere omaggio a Canova, e in quella circostanza dall'imperatore, forse però anche da Metternich, che era poi veramente di tutto, viene presa una grande decisione, che deve essere portato avanti il monumento a Tiziano, quindi un monumento non più sostenuto e finanziato dalla città, dal popolo, ma dal potere. E quindi questa volta non è Cicognara, ormai era morto, a decidere, non è l'Accademia che decide come deve essere fatto questo monumento, ma viene bandito un concorso a cui partecipano diversi scultori. Chi se ne intendeva sperava che questo concorso venisse vinto da Luigi Ferrari, uno scultore oggi un po' dimenticato, ma che aveva dato una grande prova di sé, soprattutto realizzando un Laocoonte per il Conte Tozzo di Brescia, che è veramente una delle sculture più belle dell'Ottocento romantico. L'opera ora si può rivedere nel nuovo allestimento finalmente della Pinacoteca Toso Bardego di Brescia, e ci colpisce proprio anche per la qualità veramente quindi notevole, è una rilettura romantica del tema del Laocoonte. Però a un certo punto questo Luigi Ferrari viene un po' immaginato e il concorso viene vinto da un artista di merito che però forse non a tutti piaceva, che era Luigi Zandomenichi. Però Luigi Zandomenichi probabilmente era, dal punto di vista diciamo, della sua capacità tecnica e imprenditoriale, il più adatto a realizzare un'impresa così impegnativa come capite è stato questo enorme, mastodontico monumento a Tiziano. Quindi vinto il concorso, Zandomenichi si impiegò 10 anni, dal 1842 al 52, per realizzare questa immensa mole marmorea. Naturalmente i tempi erano cambiati e il monumento è un monumento completamente diverso da quello di Canova. Quello di Canova è un monumento quindi che si basa su questa forma molto moderna della piramide, invece il monumento a Tiziano risponde al nuovo storicismo imperante e ripropone la struttura del tradizionale monumento celebrativo veneziano del Quattrocento, cioè in particolare sempre ispirato al monumento Ventramin di Antonio e Tullio Lombardo in San Giovanni e Paolo, proprio con la struttura dell'arco trionfale. Là era il trionfo del potere, qui il trionfo dell'arte. Quindi viene usata una struttura che era stata
diventata quella tipica del monumento celebrativo politico, però per celebrare un artista. Perché l'imperatore Metternich, o comunque il governo centrale, ci tiene molto a questo monumento a Tiziano? Ferdinando I è l'imperatore che deve in qualche modo fare un'opera di riconciliazione, quindi riannodare i rapporti tra l'impero e i sudditi italiani che si erano un po' deteriorati dopo il lungo periodo di potere di Francesco I, che era stato un imperatore molto rigido e che aveva perseguitato i patrioti. In qualche modo Ferdinando e Metternich tentano un'opera di conciliazione anche verso Milano, però anche verso Venezia, a Milano promuovendo la conclusione dell'Arco della Pace, a Venezia quindi promuovendo la realizzazione di questo monumento che celebri Tiziano come il massimo rappresentante dell'arte veneziana, insieme naturalmente a Canova per la scultura. Tiziano che però poi doveva la sua gloria anche ai rapporti privilegiati che aveva avuto con l'Austria. Quindi in qualche modo Ferdinando I si sente l'erede di quel Carlo V che, come voi sapete, aveva raccolto da terra il pennello Tiziano, mentre Tiziano aveva realizzato il ritratto. E questo è il soggetto più trattato dalla pittura storica che si è interessata della vita di Tiziano. La pittura storica ottocentesca ha come tema privilegiato le vite dei grandi artisti del passato, Tiziano è uno di questi, e gli eventi della vita di Tiziano che vengono sempre rappresentati sono appunto questo Carlo V che raccoglie il pennello, quindi il potere che omaggia l'arte, e poi proprio invece la vicenda così discussa della morte e del corteo funebre di Tiziano o in San Marco o lungo il Canale Grande, come in quel quadro di Gamba di cui vi avevo prima accennato. Quindi in questa chiesa troviamo a un certo punto uno di fronte all'altro monumenti molto diversi come significato, come stile e soprattutto per le modalità della loro realizzazione. Uno è un monumento chiaramente politico ed è che sia così, abbiamo considerato così politico, sia così legato all'Austria, viene documentato anche da una vicenda che emerge da questo libro. A un certo punto viene il 48, durante il 48 naturalmente i lavori per il monumento sono fatalmente rallentati e soprattutto il governo provvisorio non paga più al povero Zandomenichi, che prima era stato quindi pagato direttamente dalla Casa Imperiale, le rate per la prosecuzione del monumento, che può essere concluso solamente poi quando Venezia ritorna all'Austria. E viene inaugurato nel 1952, quando ormai il povero Ferdinando I si era dimesso nel 1948, non reggendo la pressione politica, e c'è sul trono il giovane Francesco Giuseppe, che però consente che il monumento conservi la dedica al suo quindi predecessore. Questo monumento, insieme a quello di Canova, sono le opere quindi che assicurano ai frari questa fama, questa fortuna, questa popolarità nell'Ottocento. La chiesa appunto è un po' identificata come luogo in cui ci sono questi due monumenti, non tanto per altre opere pur importanti come la Pala Pesaro o il piccolo trittico di Giovanni Bellini
la scultura di Vittoria e tanti altri quindi capolavori che oggi sono quindi valorizzati. E naturalmente non tutti sono d'accordo e abbiamo delle voci in qualche modo di dissenso rispetto al favore quindi di turisti. E sono voci autorevoli come quella del Selvatico o di Raskin, che naturalmente lanciano i loro strali contro la retorica, contro anche la bruttezza del monumento a Canova, dicendo che era sproporzionato rispetto alla chiesa e che non era un monumento quindi adatto per un luogo sacro. Grazie alla Prima Guerra Mondiale l'Assunta lascia questo museo, viene ricoverata prima a Cremona, poi a Pisa nel Palazzo Reale e poi torna a Venezia. Questa operazione di salvataggio dell'Assunta, come di tante altre opere, giustamente realizzato prima che iniziasse la Prima Guerra Mondiale, è una vicenda molto significativa nella storia del dipinto ed è ricostruita molto bene in questo libro, dove sono pubblicate anche delle bellissime testimonianze fotografiche relative quindi anche al viaggio dell'Assunta per via acqua in un grande barcone verso Cremona e poi il suo viaggio in un carro trascinato da dei buoi che sembrano un po' usciti da un po' di fattori verso Pisa. Però la cosa significativa è che durante quindi questi viaggi l'Assunta viene quindi festeggiata, quindi salutata dalla popolazione come fosse un'immagine sacra, qualcosa c'è un grande affetto verso questo quadro e quindi tutto questo affetto, questa popolarità per l'Assunta fosse molto legata anche al fatto che proprio la lunga permanenza in questo museo l'aveva reso un quadro così vicino, così popolare. Tornata a Venezia c'è un piccolo dibattito sull'opportunità o meno che ritorni al museo o che ritorni ai Frari e ormai c'è un clima diverso rispetto alla possibilità che le opere d'arte possono appunto ritornare nei luoghi in cui erano collocate in origine e in questa polemica prevale l'idea appoggiata da personaggi eminenti come Ugo Ietti che si spende per questo sulle colonne del Corriere della Sera perché l'Assunta ritorni ai Frari assicurandogli quelle condizioni di illuminazione che sembrava che allora non avesse. E addirittura, come viene ricordato in questo libro, viene ingaggiato Mariano Fortuny per trovare, che allora era anche un grande esperto di teatri, scenotecnica, una illuminazione, una collocazione favorevole al dipinto. Pensando naturalmente questa scommessa è vinta, l'Assunta ritorna ai Frari e abbiamo quindi successivamente a questo evento delle testimonianze molto commosse, c'è un bellissimo pezzo di Rilke relative quindi all'impressione che suscitava vedere questo quadro
ritornato al luogo per cui era stato realizzato, in questa quindi posizione di fruizione che era veramente quindi ideale. E lo stesso direttore dell'Accademia di allora, Focolari, che avrebbe sperato che l'assunto presi nell'Accademia, ne convenne che ormai ai Frari il quadro stava molto meglio. Quindi con il ritorno dell'Assunta finiscono in qualche modo le vicende narrate in questo libro dai vari autori in maniera così avvincente e sapiente, e anche con una grande capacità di saper leggere in maniera efficace qualsiasi tipo di testimonianza, quindi dalla cronache di giornali all'illustrazione, alla quindi fotografia. Quindi ogni fonte non è stata trascurata per rendere in maniera completa e esaustiva la complessità quindi di questa vicenda, e l'avventura appunto di queste opere che veramente appartengono quindi alla nostra quindi sensibilità e alla nostra storia. Grazie. Nei pochi minuti che ci rimangono cogliamo l'occasione di ringraziare veramente la direttrice Paola Marini, tutto lo staff delle gallerie dell'Accademia che con me e con noi sono sempre molto disponibili. Qua siamo in mezzo alle pareti che contengono i capolavori e dove hanno vissuto i protagonisti delle carte che noi studiamo in archivio, con cui poi cerchiamo di tirare le file, appunto raccontare tramite i saggi le storie di questo passato. Per me è particolarmente emozionante parlarvi proprio da queste sale, perché per me che mi occupo principalmente di scultura, qui nell'Ottocento c'era la gipsoteca dell'Accademia di Belle Arti, quindi dove gran parte di questi autori, di questi scultori che poi hanno realizzato i monumenti per la Basilica dei Frari si sono formati qui e hanno anche realizzato queste opere all'interno di queste sale. Ringraziamo ovviamente anche il professor Fernando Mazzocca che ci ha tenuto a suo tempo, ben 7 anni fa, al battesimo con il primo numero della rivista, che continua. Il professore aveva pronosticato che forse dopo 2 o 3 anni avremmo chiuso, invece siamo arrivati al 7°, speriamo di arrivare al 10° così festeggiamo. E ringraziamo anche il Comune di Colognola ai Colli che ci ha dato un contributo, l'unico, perché noi da piccoli e giovani studenti abbiamo bussato alle varie fondazioni legate ai personaggi di questo libro e gli unici che ci hanno risposto sono appunto era il Comune di Colognola ai Colli, che è il comune di nascita di Luigi Zandomedeghi, quindi dello scultore che ha realizzato il monumento a Tiziano, quindi siamo particolarmente legati a loro e li ringraziamo così qui pubblicamente. Passo la parola adesso a Isabella. Grazie. Nei 3 minuti che mi rimangono provo ad elencare gli autori che hanno partecipato a questa impresa perché è durata un po' di anni, e anzi ringrazio Vittorio e Elena che hanno portato a compimento appunto questo lavoro iniziato appunto da me come curatela. Ringrazio quindi David Levin, Adolfo Bernardello, Johannes Missock, Isabella Cecchini, Elena Franchi, Letizia Tasso e Sara Filippini, che tra l'altro è qui presente. Cedo la parola per l'ultimo minuto e mezzo a Vittorio. Ringrazio
ringrazio ovviamente anch'io. Speriamo, come ci aveva appunto detto il professor Barbieri, di fare la seconda edizione per correggere quella lacuna assolutamente gravissima. E ricordo, vedete questa locandina, che quest'anno appunto è il 500esimo dell'esposizione dell'Assunta ai Frari, 1518, questa data fondamentale per l'arte veneziana, che poi è anche la data di nascita di Tintoretto, quindi è veramente un passaggio enorme per la pittura veneziana. E basta, ringrazio tutti, siete molto numerosi, quindi grazie a tutti.